Palacongressi del villaggio Mosè si campia in tutti i sensi, si può dire, dopo la consegna delle chiavi lo scorso mese di giugno al Parco Archeologico Valle dei Templi, che come è noto gestirà la struttura tolta dalle mani del comune e affidata proprio al parco, che ha già provveduto alla bonifica di gran parte dell'area esterna. Era stato il direttore del parco Giuseppe Parello ad annunciare ai nostri microfoni l'imminente avvio dei lavori di bonifica dalle erbacce e dalle sterpaglie. Adesso, dopo l'avvio dei lavori, è arrivata la notizia più attesa, quella cioè riguardante la riapertura del Palacongressi chiuso da oltre 5 anni e praticamente abbandonato a se stesso. Terminata la pulizia straordinaria dell'area circostante e il ripristino degli interni, è possibile, secondo la direzione del parco, restituire il Palacongressi alla città entro la fine dell'anno. A vincere la gara di appalto è stata una ditta di bagheria. Con la gestione comunale la struttura aveva perso l'appellativo di fiore all'occhiello della città. Era il 10 novembre del 2012 quando per il Palacongressi venne decretata la chiusura, con associazioni e Camera di Commercio sul piede di guerra a chiederne l'immediato riutilizzo dell'immobile inaugurato nel 1990. Il Palacongressi di Agrigento può ospitare 1.400 persone ed è stata sede di importanti convegni e spettacoli, tra cui una edizione della Sagra del Mandorlo in fiore. Con il ritorno all'antico splendore, nuovi orizzonti si aprono per la struttura agrigentina, affidata, si può dire, a mani esperte, che sono le stesse mani che hanno trasformato la magnifica area archeologica.